Al via il master di scrittura della Strada degli Scrittori realizzato con la Treccani Cultura e l'Accademia in programma dal 27 agosto al 3 settembre al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento. L'associazione presieduta dal giornalista Felice Cavallaro per festeggiare i 10 anni di attività darà infatti vita a un festival di 7 giorni ospitato nella chiesa del Purgatorio, grazie alla collaborazione con l'Arcidiocesi. Ospiti ogni sera a partire dalle ore 21 saranno personalità del mondo della musica, del teatro, del cinema e della letteratura. Il primo appuntamento sarà proprio domani, domenica 27 agosto, con l'attore Salvo Piparo, cantastorie palermitano, maestro del Cunto, che porta in scena il suo repertorio di storie e racconti alla riscoperta della Sicilia e del siciliano. Lunedì 28 agosto sarà la volta di Mario Incudine, cantante e attore teatrale, esponente della musica popolare siciliana. Il 29 agosto arriva uno dei grandi nomi della musica italiana, Peppe Servillo, fondatore storico degli Avion Travel. La serata del 30 agosto sarà dedicata a musica e cinema con Ester Pantano, la famosa attrice che interpreta Suleima nella serie televisiva Macari, che dialogherà con Gaetano Savatteri, autore dei Gialli, di cui è tratta proprio la serie Rai. Il 31 agosto l'omaggio a Rosa Balistreri con Claudia Iacono, in arte Ibla, cantautrice di Porto Empedocle, protagonista nel 2020 ad Amici di Maria De Filippi. Venerdì 1 settembre la serata con Beatrice Quinta, la cantante apprezzata nel talent X Factor 22, quindi sabato 2 settembre Toni Federica Caiozzo, cantautrice e attrice palermitana. L'esibizione sarà preceduta da una degustazione con Nando Papa, sommelier del Verdura Resort. La chiusura sarà il prossimo 3 settembre con una serata dedicata proprio allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, e Salvatore Picone converseranno con il regista Rocco Mortelliti e con le nipoti di Camilleri, Alessandra Mortelliti, attrice e regista, e Arianna Mortelliti, scrittrice. Previsto anche il contributo dell'attore empedoclino Giugiù Gramaglia.